Il Festival delle Bellezze è partito da un castrum romano, una ricostruzione bellissima. Poi ci siamo spostati in un sito prenuragico, quello di Monte Baranta, e ancora poi nel Parco dei Petroglifi, nella necropoli di Museddu a Cheremule. Oggi siamo in un posto simbolo, troviamo il simbolo dell'isola, il nuraghe. Questo che vedete qua alle mie spalle è il nuraghe Santo Antine di Torralba e questa sera l'ospite d'onore sarà Maria Giovanna Cherchi, accompagnata al piano dal maestro Maurizio Bizzarri. Mediterranea, figlia del fuoco che brucia il mio petto e riscalda il mio sangue, figlia del fuoco che mi tradisce nei miei sentimenti distinti di sole. Maria Giovanna Cherchi, la tua seconda apparizione al Festival delle Bellezze, oggi qua al nuraghe Santo Antine. Questa parola apparizione mi piace, lo devo ammettere. No, scherzo, sono davvero molto felice e onorata perché questo è un festival davvero importante, perché ci dà la possibilità di visitare, di conoscere e di cantare, di far risuonare insomma la nostra musica, le nostre note, quelle antiche e quelle nuove, in contesti bellissimi che davvero sono un patrimonio immenso. E allora oggi è una grande responsabilità far risuonare queste note su questi muri così antichi. Io avevo avuto già la fortuna di cantare qui davanti al nuraghe Santo Antine e oggi insomma ripetiamo con una formazione un pochino più, diciamo così, più intima, quindi soltanto piano e voce, e sono sicura che sarà una bella serata di musica dedicata alla Sardegna. Certo, quindi grande serata stasera, ma tu sei in giro con un grande spettacolo. Beh sì, perché quest'anno il 1° maggio è uscito il mio disco nuovo, che è intitolato Sirena e che mi sta accompagnando insomma in tutti questi appuntamenti estivi, che ci sta dando tante soddisfazioni. Ho voluto che questo disco fosse intitolato così perché la Sardegna è donna, perché ha una voce ammaliante che conquista. Se tu ci sei nato non la puoi dimenticare questa voce, neppure se l'hai lasciata da 50 anni, e così anche chi la incontra per la prima volta una bellezza del genere sicuramente la vuole ritrovare. Allora questa Sardegna davvero che sa conquistare tutti, io l'ho voluta cantare in questo disco e la canteremo anche questa sera. Teo